con noi l'allenatore del Breganze, il signor Gabriele Tiella. Lascio a te un po' la parola. Una partenza buona, ottima, un possesso di palla notevole, un secondo tempo che ci ha lasciati un po' perplessi. Sì, diciamo che, come ho detto anche ai ragazzi prima di iniziare, noi rispetto al TN sicuramente siamo una squadra che deve ancora amalgamarsi. Loro comunque sono la squadra dell'anno scorso, hanno avuto un bel innesto per Andrea, che spero rientri il prima possibile, Andrea Zanini. E ti ringrazio. E noi invece dobbiamo ritrovare un certo equilibrio, diciamo, ecco. Perché alcuni vengono da esperienze di A1, gli altri ragazzi l'anno scorso hanno fatto da 2, comunque non hanno mai giocato tutti insieme e quindi contro una squadra forte come il TN sapevamo che era difficile. Diciamo che alla lunga siamo un po' scomparsi, come hai detto te, no? Un buon inizio e dopo ho preso l'1-2 gol lì a inizio secondo tempo. Ecco. Quello è stato forse il momento determinante, quei Certo. due gol lì non sono più riusciti a assorbire il colpo, perché c'era tutta la possibilità tutto il tempo, un 3-2 anche a un certo punto, quindi... Infatti ho chiamato subito il time out dopo 5 minuti di secondo tempo, ma non è facile, dopo per la testa dei giocatori passano tante cose, la voglia soprattutto che ti fa fare magari anche degli errori, no? Certo. Per cui mettiamola così. Un punto da cui partire, ecco, un brutto punto da cui partire. Allora, Coppa Italia è lunga, abbiamo il girone più numeroso, quindi c'è tutto il tempo, senz'altro la partita di ritorno sarà, se questa è stata tosta, sarà ancora più tosta, quindi ci sono tutte le possibilità anche per un riscatto, per poter vedere il Breganze a livello, insomma, non c'è niente da dire. I ragazzi hanno potenzialità, per cui non c'è motivo per cui non venga fuori il livello, con pazienza. Ok? Benissimo, grazie e in bocca al lupo Gabriele. Grazie.